siamo alla terza edizione e ormai Veronetta Contemporanea è diventata un appuntamento atteso dal quartiere, dalla città, e di questo noi siamo estremamente felici perché nel complesso l'obiettivo nostro sin dall'inizio era di aprire gli spazi dell'università alla città, di dialogare con la città, di interagire con la città, e il festival, che da appunto Veronetta Contemporanea da quest'anno si chiama Festival, è uno dei segni importantissimi di questa interazione. Insomma, è questo quello che poi si chiama impatto sociale dell'università, a cui questa governance tiene particolarmente. Direi che essendo giunti alla terza edizione, potendo ogni anno riuscire a ripetere, rioffrire questo momento di aggregazione per la comunità, sia davvero di enorme impatto sociale. Le due linee conduttrici sono da una parte il collegamento con il progetto Contemporanea e quindi un'attenzione ai linguaggi della contemporaneità, sia ai linguaggi artistici sia ad aspetti teorici, e dall'altra è l'attenzione al territorio, in particolare alla realtà del quartiere di Veronetta. L'articolazione comprende appuntamenti pomeridiani che sono in gran parte dialoghi e appuntamenti serali che sono invece piuttosto degli spettacoli, concerti di musica contemporanea, ma musica ci sarà anche sotto altri vari punti di vista. Segnalo un concerto dedicato a Ray Charles e poi ci sarà teatro. Per la prima volta metteremo anche danza e teatro di figura, cioè teatro di burattini ma per adulti. Veronetta, che è forse il quartiere più vivace, dove ci sono fermenti, dove c'è l'università, dove c'è una comunità mista, dove ci sono anche molti spazi culturali del comune, perché ricordiamo che il Teatro Camploi per esempio si trova a Veronetta, ma anche il Museo di Storia Naturale, e quindi con piacere abbiamo aderito anche quest'anno a questo progetto che declina vari tipi di linguaggi, sia di spettacolo che di divulgazione culturale, momenti di apertura alla città, e vorremmo che questo diventasse, non dico tutto l'anno, ma insomma questi momenti si allungassero per davvero far incontrare l'università, la città, la cittadinanza e le varie realtà che ci sono poi all'interno. L'Accademia Filarmonica quest'anno, come l'anno scorso, presenta 2 concerti all'interno di Veronetta Contemporanea, spostando un po' il focus. Però l'anno scorso sono stati 2 concerti dedicati prevalentemente alla musica elettronica, quest'anno acustica con 2 recital, uno clarinetto pianoforte di Gabriele Del Santo e Luigi Marasca, con la collaborazione anche di Martina Dalla Stella, che è una pittrice, e un recital di Orazio Sciortino al pianoforte. Una del pianista ha vinto anche il premio come miglior compositore dell'anno 2024. Questa è una manifestazione importante per gli eventi, importante perché si tiene nel quartiere di riferimento Veronetta, che è un po' il modo di intendere l'Università di Verona, questa giovane università che ha poco più di 40 anni e che però dimostra anche questi avvenimenti di essere in grado di soddisfare esigenze non solo per quanto riguarda gli alloggi e la ristorazione, che è un po' il nostro focus di intervento, ma anche per aspetti che sono quelli sportivi, ricreativi e in questo caso soprattutto culturale, per far sì che lo studente si senta a suo agio in questa città bellissima, ma però che ha bisogno sempre più di dare questa offerta. Il contributo che la cooperativa sociale Pantarei darà a questa bella iniziativa sarà la gestione del gazebo, dove offriremo cose da mangiare e da bere, attività della cooperativa sociale che ha come obiettivo quello di dare opportunità di lavoro a soggetti svantaggiati sia all'interno del carcere che provenienti dall'area della salute mentale. Il nostro contributo riguarda gli allestimenti. Veronetta Contemporanea si svolge di fronte alla ex caserma di Santa Marta, che è già un luogo scenograficamente stupendo e che viene vissuto in questo modo dalla cittadinanza. Ci siamo occupati di curare delle sedute sociali che possano quindi essere utilizzate nei giorni della manifestazione e che possano poi essere anche riutilizzate in futuro, perché siamo sempre attenti agli impatti sia ambientali per il tipo di materiale scelto, ma anche sociali. Sono state realizzate anche con l'inclusione di personale detenuto.